Continua il corso di avviamento alla professione organizzato dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo, con l'obiettivo di fornire ai giovani architetti agrigentini gli elementi fondamentali per superare le inevitabili criticità della fase di avvio alla professione. L'ottava lezione si è tenuta su temi fiscali e previdenziali, si è svolta in modalità online con l'obiettivo di ridurre i rischi di contagio da Covid-19 ed è stata tenuta dal delegato in Arcassa Giuseppe Grimaldi e dal commercialista Salvatore Crapanzano. Dopo le relazioni dei due esperti si è tenuto anche un question time nel corso del quale è intervenuto il presidente nazionale di Inarcassa Giuseppe Santoro, che ha risposto anche alle domande poste dai partecipanti. Proseguono gli incontri formativi con i giovani colleghi. Quello di oggi è un incontro che ci parlerà di previdenza e di assistenza, insomma, in poche parole del nostro welfare. È un incontro che sarà arricchito dalla presenza del Presidente nazionale Giuseppe Santoro, che sarà presente per svolgere un question time. I colleghi partecipanti avranno la possibilità di chiedere appunto informazioni, dubbi, perplessità sulla gestione della cassa proprio alla massima autorità, alla massima carica nazionale, il Presidente Santoro. Sarà presente anche il dottore Crapanzano, che ci parlerà della gestione separata INPS per gli architetti non liberi professionisti, mentre per quanto riguarda Inalcassa farò un intervento appunto finalizzato a far capire come viene gestita la cassa a livello nazionale con i regolamenti che sono approvati dal Consiglio nazionale dei delegati, del quale faccio parte. Può la gestione previdenziale e quindi il rapporto del libero professionista architetto con Inercassa rappresentare un'occasione per una efficace pianificazione fiscale e quindi un conseguenziale risparmio in termini di imposte versate? Un'efficace pianificazione fiscale passa sempre attraverso un'adeguata gestione del costo previdenziale, quindi ad una ottimizzazione del rapporto con un'inacassa. In altre parole, l'architetto può attraverso una adeguata gestione dei contributi versate in cassa risparmiare imposte da versare ogni anno e nello stesso tempo aumentare il proprio il proprio premio pensionistico che si avrà una volta raggiunti i requisiti e avere un'alternativa efficace come eventuale strumento di investimento per la liquidità del periodo.